Perché confessarsi al sacerdote? Mia preghiera sale a te, salvezza e forza, sei per me. Perfino in alcuni cattolici abbastanza osservanti si insinua la riluttanza ad inginocchiarsi dinanzi al sacerdote. Non è un uomo come gli altri? Forse peccatore come tutti? Poi è penoso raccontare le proprie miserie, che non si svelerebbero neppure a un amico di fiducia. Si può avere un certo imbarazzo nell'esprimersi, nel farsi capire, si rischia di essere frainteso. Ciò può creare nervosismo, perfino amnesia o blocco psicologico. È proprio una tortura. Alcuni perciò preferiscono confessarsi alla grata, evitando lo sguardo indagatore del confessore. Altri invece preferiscono un rapporto personale e sereno, con un dialogo faccia a faccia. Tuttavia si teme il giudizio del sacerdote e le sue raccomandazioni. Alcuni desiderano di essere aiutati nel confessarsi. Per altri è come se subissero un interrogatorio per timore di domande indiscrete. I ragazzi e i giovani tendono a cambiare sempre confessore, perché recidivi nelle proprie mancanze. Tutte queste difficoltà denotano una mancanza di spirito di fede nell'accostarsi al sacramento. È Cristo che perdona. François Mauriac, uno scrittore, giornalista e drammaturgo francese, dichiarava: «Il prete è un uomo come gli altri, ma quando alza la mano per assolvere è Gesù, figlio di Dio». Bisogna vedere il Cristo che perdona, non fermarsi all'umanità del confessore. Nel sacramento della penitenza è il Signore che fonde la sua misericordia. Purifica dalla lebbra morale, libera dal maligno e dalla schiavitù del peccato. Guarisce dalle malattie dello spirito, sana la cecità interiore, ridona vigore ad ogni paralisi di sfiducia. Il Maestro continua i prodigi del Vangelo, ma nelle anime. Le guarigioni dei corpi erano segni di risanamento e di risurrezione più radicali. Al paralitico portato a Gesù perché fosse guarito, egli dichiarò: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». Intorno vi erano gli scribi che si scandalizzavano, perché solo Dio può perdonare i peccati. Allora, per confermare che aveva il diritto di rimettere i peccati, ordinò al paralitico: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E così fece. A Cristo importava guarire più l'anima che le membra. Tuttavia, quando sanava i corpi, illuminava con la fede gli spiriti. E se il peccato era causa del male, anche indiretta, raccomandava di non peccare più. La Chiesa continua l'opera di Cristo attraverso i sacerdoti di guarire le anime, di risuscitarle a nuova vita. È lo stesso Maestro che agisce per opera dello Spirito Santo attraverso il segno sacramentale.